Dicembre in Sardegna è un mese fitto di feste. Apriamo con Santa Barbara e quasi senza accorgercene camminiamo verso il Natale, passando per Santa Lucia. Si tratta di una santa molto amata, simbolica, profondamente radicata nella liturgia e nell'immaginario isolano. Da noi Santa Lucia non arriva con l'asinello carico di doni, arriva con i simboli. E questi simboli sono tre: il grano, gli occhi e la luce. Il grano racconta davvero molto bene questo periodo. In tante case si cominciava a preparare sudrigu gottu, una ricetta povera, dolce, molto saporita, fatta di grano, di latte e di saba a seconda delle località. Si iniziava a preparare da Santa Lucia fino a tutto il periodo natalizio. Ma il dolce che davvero si lega alla santa è sadiria, è un dolce terapeutico noto in Dorgali e dintorni. Si tratta di pane carasau lentu, quindi non biscottato, cosparso di sapa e reinfornato. Quando il dolce esce dal forno è particolarmente croccante e saporito. La nota interessante è che si tratta di un dolce terapeutico. Chi lo consumava riteneva di avere protetta la vista per l'intero anno. Aveva anche un ubrebu di riferimento, una preghiera di riferimento, si invocava la santa chiedendo alla stessa santa che proteggesse la vista per un anno intero della persona che consumava chiaramente il piatto. Ma Lucia in Sardegna è soprattutto occhi. Nel mito popolare si racconta che Lucia si sia privata degli occhi pur di non sposare l'uomo scelto per lei dal padre, perché voleva consacrarsi esclusivamente a Dio. Una storia forte, altamente simbolica, squisitamente popolare, che però ha finito per avvicinare ancora di più la santa al mondo degli occhi. In Sardegna infatti è molto noto il suo amuleto, l'occhio di Santa Lucia, un amuleto utile secondo la tradizione popolare contro il malocchio, contro il mal di testa e soprattutto utile per avvantaggiare la fertilità femminile. La parte più importante dell'amuleto è la parte posteriore, che in Sardegna non veniva mai mostrata, ma veniva sempre protetta con del tessuto o un piccolo vetro. E poi c'è tutta la questione relativa alla luce. Non è un caso che ancora oggi in diverse località della Sardegna Lucia venga festeggiata con l'accensione di fuochi. Non dobbiamo nemmeno dimenticare che in Sardegna esiste una figura nota come Lucia, che spesso e volentieri viene chiamata raiosa, Lucia radiante, che emette luce, e in essi con la santa sono veramente tanti. Infine Lucia in Sardegna è stata anche doni, a portarli non era lei, ma i ragazzini bussavano nelle case delle vicine, delle compaesane richiedendo doni, quindi c'era una vera e propria questua, tendenzialmente ricevevano focacce, 7 nello specifico, che venivano consumate durante il giorno di Santa Lucia. Quest'uso è noto ed era noto per Ghilarza. Santa Lucia in Sardegna mette insieme epoche e tradizioni diverse, è una santa, una donna, un simbolo di luce e rito, cibo e amuleto. Continua a splendere come sempre, come quelle luci piccole che resistono nei mesi più bui e ci guidano al Natale.